Con il consigliere regionale appena eletta, di fresca elezione, quindi notizia di questi giorni, del Movimento 5 Stelle, Desirée Manca. Abbiamo sentita prima delle elezioni con delle idee ben chiare. Cosa si sente, cosa si prova ad essere la più votata in Sardegna per quanto riguarda il vostro movimento? È una sorpresa, non mi aspettavo assolutamente di essere la persona più votata del Movimento 5 Stelle in Sardegna, ma oltre alla grande sorpresa è il senso di responsabilità che sento forte e sono certa e sicura che sarà motivo di spinta ulteriore per lavorare meglio per tutti i nostri cittadini. Lei è una neofita, è la prima volta che si è presentata 5 anni fa in campagna elettorale, è andata a far parte del consiglio del comune di Sassari. Oggi invece è la maggiore rappresentanza della nostra isola. Quanto sente di peso in questa circostanza? Moltissimo, sono contenta di aver avuto un'esperienza di 5 anni nel Consiglio Comunale a Sassari che mi ha permesso comunque di conoscere e di cercare di sfruttare al meglio quelli che sono gli strumenti a disposizione di tutti i consiglieri, in quel caso comunali e adesso sarà regionale, per cercare di portare avanti quelle che sono le nostre proposte. Seppur in un ruolo di opposizione, noi abbiamo dimostrato anche a Sassari che nonostante fossimo all'opposizione abbiamo portato avanti delle battaglie e delle proposte per i nostri concittadini. Il vostro movimento ha corso da solo e molti hanno visto in questa vostra performance anche un atto di coraggio, perché no? Perché sarebbe stato molto più facile apparentarsi e avere forse diversi riscontri, ma fa parte chiaramente del vostro DNA. A proposito del vostro movimento, ha sentito qualcuno diciamo così, della direzione, del direttivo, insomma, cosa si respira? Allora sì, ho ricevuto tantissimi messaggi di affetto, prima di tutto perché nel movimento si respira questa aria un po' di famiglia, quindi di grande stima da parte anche tra virgolette dei big del Movimento 5 Stelle, ma a me la cosa che ha colpito di più, nonostante sia molto contenta dell'attestato di stima e di fiducia che il movimento ha riposto in me e che ha avuto nei miei confronti, quello che a me ha soddisfatto di più è l'attestato di stima di grande fiducia che ho riscontrato invece tra la mia gente, tra i cittadini e soprattutto tra i sassaresi. Questo per me è stata la sorpresa più grande. Noi però come cronisti dobbiamo farle una domanda particolare in riferimento proprio ai numeri che ha accompagnato il vostro movimento, perché chiaramente nelle ultime politiche Sardegna diceva 42%, c'è stato un distacco, però a sentire il vostro candidato presidente ha sottolineato il fatto che le politiche è un tipo di votazioni, quelle regionali e amministrative quindi insomma sono totalmente diverse. Qual è il suo pensiero, Desirée Manca? Guardi, io questo l'ho già dichiarato in altre interviste, non si può paragonare una tornata elettorale politica nazionale con quella regionale, perché cambiano proprio tutti gli atti, tutti i sistemi di coinvolgimento delle persone. Noi in questa campagna elettorale comunque abbiamo lottato contro un sistema che purtroppo è radicato anche e soprattutto qua in Sardegna, che è quello del voto di scambio. Noi speriamo di combatterlo anche con il reddito di cittadinanza che adesso abbiamo istituito, però persiste e permane, per cui si tende a votare l'amico, il parente, il cugino, il nipote. Noi invece portiamo avanti quello che è un programma elettorale, vanno avanti sempre le idee e poi le persone vengono dopo, è proprio una concezione del voto completamente diverso, per cui non possiamo paragonare quello che è stato il risultato delle nazionali con quelle regionali e se dovessimo proprio farlo io inviterei a guardare il fatto che il Movimento 5 Stelle comunque non è mai stato presente in Consiglio regionale, siamo una new entry in Consiglio, entriamo in 6, quindi non c'eravamo, adesso ci siamo, per cui forza avanti, rappresenteremo sicuramente il popolo. Si vince le sue parole, in sintesi, niente clientele, solo e esclusivamente a lavorare a testa bassa per migliorare quella che è la situazione della nostra isola.
Questo è quello che noi abbiamo sempre dimostrato in questi anni, credo di averlo fatto anche in Consiglio Comunale. Il nostro obiettivo è sempre quello di portare avanti un lavoro che vada sempre a migliorare la qualità della vita delle persone. Questo è quello che faremo sicuramente anche in Consiglio regionale. Ultimissima domanda, questa è un po' a margine, lei farà parte di quella pattuglia davvero esigua di donne presenti in Consiglio regionale, dovrà far sentire forte la sua voce? Non credo di avere mai avuto problemi in merito, io anche se fossi stata da sola nel Consiglio regionale avrei fatto sentire a gran voce la mia voce, che poi è quella di tutte le donne ma anche di tutte le persone, ribadisco, e sono state tante che hanno riposto molta fiducia nei miei confronti. Per cui sì, sono certa che farò valere la nostra voce. Buon lavoro Desirée Manca. Grazie a voi.